Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per l'omicidio di Gabriele Vaccaro a Favara, in contemporanea anche analoga manifestazione a Pavia. 23 arresti dei carabinieri a Licata, un tratto di strada trasformato a discarica abusiva, presunta truffa assicurativa a Palermo, 60 gli indagati. Generazioni consapevoli, un convegno per dire no alla violenza, Rino Lamendolo eletto al Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, gli subentra il suo vice Alfonso Cimino, convegno di storia patria su Dugan e Sciascia. L'Agragas vince la semifinale di Coppa Italia contro il Priolo per 2-1. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 23 aprile. Un fiume umano silenzioso ha attraversato il centro cittadino di Favara, da piazza Don Giustino a piazza Cavour. Migliaia le persone, intere famiglie, anziani, giovani e giovanissimi, scuola calcio e la Castrum a gran completo hanno partecipato alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. In contemporanea si è tenuta un'altra fiaccolata a Pavia, cui hanno partecipato migliaia di persone, presente anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, oltre al sindaco di Pavia, Michele. Ce ne parla il collega Moscato. Una luce che squarcia il buio, un silenzio carico di emozione, centinaia di volti illuminati dalle fiaccole, Favara e Pavia strette in un abbraccio collettivo per ricordare Gabriele Vaccaro. Sono state due fiaccolate intense, partecipate, con la presenza di migliaia di persone, accomunate dal dolore per la tragica ed ingiustificata morte di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di Favara, 25 anni, ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica. Le strade delle due città si sono trasformate in un fiume di luce e commozione. Istituzioni civili, militari e religiose, giovani, famiglie, amici, semplici cittadini hanno camminato insieme, uniti dal desiderio di onorare la memoria di Gabriele Vaccaro e di far sentire la propria vicinanza alla sua famiglia, colpita da una tragedia che ha scosso profondamente le due comunità, ma anche l'Italia intera. A Pavia in prima fila i due sindaci, Michele Lissa di Pavia e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. A Favara ad aprire il corteo una foto di Gabriele e quindi poi il lungo serpentone che è arrivato fino in piazza Cavour. Qui è stato formato un grande cuore con i lumini utilizzati per la fiaccolata, all'interno del quale è stata inserita la foto di Gabriele, quindi una preghiera e un grande, lungo applauso. Abbiamo raccolto alcune interviste a Favara e anche quella del sindaco Palumbo a Pavia. Ascoltiamole. Ringraziare la vostra comunità per quello che sta facendo, per stare vicino alla famiglia che da alcuni giorni qua e quindi ci piaceva dare il supporto, anche se come dicevamo poco fa la vicinanza vostra della città, ma del vostro sindaco non è mancata assolutamente, quindi si sono sentiti comunque abbracciati simbolicamente dalla vostra comunità e dal sindaco, e quindi lo hanno confermato oggi quando li ho incontrati. In contemporanea a Favara stiamo facendo una fiaccolata assieme alla vostra per unire le comunità, però essere qua oggi per me dovevo ringraziare questa solidarietà che hanno ricevuto. Centinaia, migliaia di fiaccole per Gabriele. Qual è il segnale? Qual è il messaggio? Innanzitutto il messaggio di una città pronta sempre a rispondere, perché la cosa che ci ha colpito e ci ha edificato è che quando ieri si è cominciata a diffondere la notizia che a Pavia ci sarebbe stata questa fiaccolata, da più parti, senza averne parlato prima, in tanti si accarezzava l'idea di organizzare qualcosa, e quindi oggi è il segno di una città che vuole stringersi in questo abbraccio ideale tra due città, e perché questo abbraccio e queste luci accese siano un segno di speranza innanzitutto un segno di vicinanza alla famiglia, poi un segno di speranza per tutti i ragazzi, perché la violenza non sia l'unico linguaggio e perché sappiamo trovare modalità diverse e sappiamo trovare una grammatica diversa nelle nostre relazioni, non ispirata alla violenza, alla sopraffazione, non ispirata alla prevaricazione degli altri. Il messaggio va soprattutto ai giovani.
quelli che sono qua a Favara, ma quelli come Gabriele che sono andati fuori a cercare magari un futuro migliore. Sì, ai giovani, ma anche agli adulti, perché i giovani stanno raccogliendo l'esempio che noi adulti diamo, e le notizie di cronaca della nostra zona ci raccontano di continue liti e continue discussioni che sfociano sempre in risse e in situazioni in cui si alzano le mani in maniera molto semplice, e dobbiamo cambiare atteggiamento a partire noi adulti, perché stiamo dando esempi sbagliati e ne raccogliamo i frutti con amarezza. 100.000 fiaccole per Gabriele per ricordarlo. Favara si unisce attorno a questa tragedia. Stasera siamo qui per Gabriele. Ci siamo sentiti pure col sindaco poco fa, il sindaco si trova per ora Antonio Palumbo a Pavia e hanno organizzato una fiaccolata pure lì per stringersi attorno a Gabriele pure loro. Favara stasera c'è la piazza piena, saremo più di 3.000. Avremo tutti un cero in simbolo di amore per Gabriele. Gabriele figlio di Favara, Gabriele nel cuore di tutti noi favaresi. Non vogliamo più queste tragedie a Favara. Speriamo che le famiglie soprattutto cerchino di educare i propri figli alla non violenza. Questo è il messaggio che vorrei mandare a tutti, cercare di educare i nostri figli alla non violenza. A Campobello di Licata un tratto di strada trasformato in discarica abusiva, 23 le persone denunciate dai carabinieri. Prosegue l'azione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Licata, con particolare attenzione al contrasto degli illeciti in materia ambientale. In tale ambito i militari della stazione di Campobello di Licata hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento 23 persone residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ritenuti responsabili a vario titolo di abbandono illecito dei rifiuti. Gli accertamenti svolti tra i mesi di febbraio e marzo scorsi in contrada Fondachello lungo il tratto di strada parallelo alla strada statale 123 hanno consentito ai carabinieri, anche mediante sistemi di videosorveglianza, di documentare 27 distinti episodi di sversamento abusivo. Le immagini acquisite hanno permesso di individuare i soggetti mentre, utilizzando i propri veicoli, riversavano sul ciglio della strada diverse tipologie di materiali, tra cui rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi, determinando la formazione di una discarica abusiva su area pubblica. Conclusi gli accertamenti, i 23 soggetti identificati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Contestualmente i carabinieri hanno interessato anche il comune di Campobello di Licata per gli adempimenti di competenza finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dell'area. L'operazione conferma il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nella prevenzione, nel contrasto delle condotte che compromettono il decoro del territorio e della salute pubblica. Provoca un incidente stradale in cui rimane ferito un 17enne, ma piuttosto che fermarsi e prestare soccorso scappa velocemente. Il fatto è avvenuto in via Campobello, nell'abitato di Licata. I carabinieri della compagnia di Licata, a conclusione di un'attività investigativa, sono riusciti a identificare il pirata della strada. Si tratta di un 50enne licatese che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quando è stato rintracciato dai carabinieri. Una volta sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente. A Palermo un'indagine della Guardia di Finanza per presunte truffe assicurative, coinvolte oltre 60 persone, notificati 5 inviti a rendere l'interrogatorio preventivo di fronte al GIP, i colleghi di Palermo.
Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno provveduto a notificare gli avvisi a rendere l'interrogatorio preventivo emessi dal GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di 5 soggetti indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Le attività investigative condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sotto l'egida e la direzione della Procura della Repubblica del capoluogo hanno consentito di far luce su un rilevante numero di falsi sinistri stradali e su una sistematica attività di falsificazione tesa all'emissione di certificazione sanitaria artefatta utilizzata per richiedere e ottenere illegittimi risarcimenti economici quantificati in oltre 110.000 euro nel solo biennio 2023-2024 a danno di diverse compagnie assicurative. Nel dettaglio dalle indagini sarebbe emersa l'esistenza di uno strutturato sodalizio criminale composto tra gli altri da un medico in servizio presso il pronto soccorso di un nosocomio cittadino, da un operatore sociosanitario, da un soggetto titolare di un'agenzia di sbrigo pratiche automobilistiche, nonché da 2 faccendieri dediti all'organizzazione dei finti sinistri stradali. In particolare il modus operandi accertato prevedeva la sistematica ripetizione di specifici accertamenti sanitari da parte dei medesimi soggetti che di volta in volta fornivano false e diverse generalità. A tal fine le persone con traumi e lesioni fisiche reali procurati in contesti differenti, luoghi di lavoro, ambienti domestici o nell'esercizio di pratiche sportive, si presentavano con documenti di identità riferiti a terze persone, le apparenti vittime dei falsi sinistri, presso il pronto soccorso, dove grazie alla complicità sempre dello stesso medico ottenevano una corsia preferenziale, pochi minuti di attesa, e venivano avviati alle effettuazioni di radiografie e degli esami specialistici poi valorizzati per l'ottenimento degli indennizzi. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissette e Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un agrigentino e sequestrato complessivamente 23 kg di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, denaro contante per circa 86.000 euro, ritenuto provento dell'attività illecita. L'operazione antidroga è stata condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta con la collaborazione della tenenza delicata. L'arrestato è stato bloccato mentre ritirava da uno spedizioniere un pacco contenente 10 kg di hashish. Durante una successiva perquisizione sono stati sequestrati altri 13 kg di marijuana e hashish e 86.000 euro in contanti. L'arrestato è stato condotto in carcere. Secondo stime degli investigatori, la droga avrebbe avuto un valore di mercato di oltre 400.000 euro. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti a entrare nell'abitazione di un dipendente di un supermercato. Una volta dentro hanno rubato soldi e gioielli. Il furto è avvenuto in piazza Macaluso a Canicattì nella serata di sabato. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa. Mentre gli ladri gli svaveggiavano l'appartamento, si trovava a cena fuori. All'uomo non è rimasto altro che chiamare le forze dell'ordine e denunciare l'accaduto. Sulla vicenda hanno indagato i poliziotti del commissariato cittadino e il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Il comandante della Legione Carabinieri di Sicilia, generale di divisione Ubaldo del Monaco, accompagnato dal comandante provinciale di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, ha fatto visita ai reparti dell'Arma del territorio saccense, incontrando i militari del reparto territoriale di Sciacca e della stazione Carabinieri di Santa Margherita del Belice. La visita ha avuto inizio a Sciacca, dove l'alto ufficiale dell'Arma ha incontrato il personale in servizio, soffermandosi sulle principali attività istituzionali svolte nel comprensorio e sulle più rilevanti dinamiche connesse alla sicurezza del territorio. Successivamente il generale del Monaco si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice, presidio di prossimità al servizio della comunità locale, dove ha incontrato il personale del reparto, esprimendo il proprio apprezzamento per l'impegno assicurato quotidianamente a tutela della legalità e della sicurezza pubblica. I pubblici ministeri Andrea Zoppi e Gianluca De Leo hanno chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone
nel procedimento che vede al centro l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro. La prima udienza davanti al GIP del Tribunale di Agrigento e Melinda Marfia è fissata per l'8 maggio prossimo, con Cuffaro che ancora agli arresti domiciliari. Saranno imputati di traffico di influenza e corruzione anche altre 8 persone. Risponderanno di corruzione insieme all'ex governatore e l'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera di Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti, anche lui agli arresti domiciliari, il primario del Trauma Center di Villa Sofia, Antonio Iacono, lo storico autista e collaboratore di Cuffaro, Vito Raso. Sono tutti accusati del presunto aggiustamento di un concorso per la stabilizzazione di operatori sociosanitari. L'associazione Generazioni Consapevoli, in collaborazione con il Lions Club Agrigento Oste, ha organizzato stamani un convegno Generazioni a confronto, educare al coraggio e dire no alla violenza, che si è tenuto presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento nella sede di Villa Genoardi in via Ugo La Malfa. Le interviste. Parliamo di questa iniziativa rivolta ai tanti studenti presenti qui presso il Polo Universitario di Agrigento per imparare ed educare il no alla violenza. Sì, oggi l'associazione Generazioni Consapevoli insieme al Lions Club Agrigento Host ha voluto organizzare un convegno per parlare di legalità ed educare al coraggio di dire no alla violenza. Il tema verrà affrontato sia dal punto di vista giuridico che psicologico. Daremo gli strumenti ai giovani affinché possiamo un pochettino uscire da questa pesantezza di clima che si legge ogni giorno sulle cronache. Non pensavamo di avere così vicino un atto violento, quale è l'uccisione di Gabriele Vaccaro a Pavia sabato scorso, che ci ha colpito come comunità, che ci deve far riflettere e ci deve aiutare a capire come poter prevenire ogni genere di violenza, che sia fisico, che sia di linguaggio, che sia di gesti. Tutto questo grazie anche alla collaborazione di vari interventi qualificati nel corso del convegno. Sì, ringraziamo i rappresentanti delle istituzioni che oggi verranno a dare un saluto, oltre all'ospitalità del Polo Territoriale Universitario che ha voluto patrocinare anche l'evento insieme al Liceo Politi, saranno presenti sia rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine di Agrigento, della provincia di Agrigento, sia giudice e psicologo, per avere, diciamo, l'asset completo per affrontare questa tematica. Oggi un'interessante iniziativa per educare gli studenti alla non violenza. Ecco, vi occupate quotidianamente di violenza nella nostra provincia. Ecco, qual è la situazione attuale? Ma noi prevalentemente come tribunale ordinario ci occupiamo di reati commessi da soggetti maggiorenni, non per questo comunque non abbiamo anche conoscenza di ciò che avviene nel settore che riguarda principalmente i minori. Devo dire che analizzando un po' le statistiche degli ultimi anni si registra un aumento dell'occupazione delle carceri, quindi carceri sovraffollate per i minori. Questo significa comunque che l'incidenza dei reati commessi dai minori tende ad aumentare e a mio avviso è preoccupante anche comunque da tenere sotto stretta osservazione anche diciamo, la consumazione di reati attraverso l'uso dei social network, perché chiaramente oggi come oggi lo vediamo tutti, i social network sono anche uno strumento di emulazione, uno strumento, una cassa di risonanza per la consumazione di reati e dobbiamo fare molta attenzione a creare percorsi consapevoli per i minori. Comandante De Tullio, ecco quanto è importante parlare ai ragazzi di questo tema che purtroppo ogni giorno nelle cronache ci invade, che è quello della violenza, in particolare alle mamme, ai minori, a chi ci sta vicino. Vediamo anche quanto è successo anche recentemente a Pavia, un nostro conterraneo di Favara. Per noi è fondamentale dialogare con i giovani. Ora siamo in un'aula universitaria, ma contemporaneamente il comando provinciale è invaso da un gruppo di ragazzini della scuola materna, per cui ogni giorno cerchiamo ogni occasione per avere un contatto con i giovani e per parlare con loro. Non si tratta quindi solo di
mettere in campo degli strumenti per il controllo o per arginare i fenomeni di violenza, che è sicuramente un aspetto fondamentale, ma si tratta anche e soprattutto di instaurare un dialogo con i ragazzi di tutte le età per capire, per poterli ascoltare, per poter crescere assieme a loro. Anche la Questura presenta questa iniziativa. Sì, un'iniziativa molto importante perché è un'iniziativa rivolta ai giovani, un'iniziativa ovviamente dei giovani a confronto con tutte le altre generazioni per quello che è un tema estremamente importante, che è quello della relazione tra persone, relazione tra genitori, tra la relazione anche con gli amici, i compagni, ma anche con quello che è il mondo esterno a 360 gradi, perciò con gli adulti, un confronto che deve nascere su un presupposto che deve vedere come momento comune quello del rispetto tra le persone, rispetto naturalmente alla legalità, che è in qualche modo il minimo comune denominatore che dovrebbe proprio disciplinare l'aspetto delle relazioni tra soggetti. Perciò è molto importante per noi venire e prendere parte a queste manifestazioni come testimonianza di quello che è il valore della legalità all'interno delle relazioni. Il Politi oggi presenta questa iniziativa con i propri alunni dove si discute di non violenza. Sì, abbiamo accolto volentieri l'invito che è stato rivolto da Associazione Generazioni Consapevoli per provare a costruire anche all'esterno della scuola un'occasione educativa che si riallaccia a delle attività che sono già state approfondite dentro l'aula. Ed è un impegno che ci assumiamo perché riteniamo che educare al coraggio di dire no sia sviluppare delle competenze che impegnano noi come educatori e che ci portano anche a dover realizzare delle reti e delle collaborazioni per garantire assicurarci che il messaggio arrivi chiaro, sia un messaggio plurale, sia un messaggio che parli di coerenza tra adulti, educatori e istituzioni, perché viviamo questa necessità che una delle sfide importanti è quella che ci siano atteggiamenti coerenti tra gli adulti, uscire dalla logica dell'out-out ed entrare invece nella logica del et. Questo è il nostro principio guida e questo ci auguriamo che produca cittadini e cittadine che sappiano apprezzare il valore della libertà e della dignità umana. Sicuramente parleremo di come riconoscere tutti i segnali di allarme quando qualcuno si trova in rischio di subire la violenza, quindi quali segnali in particolare, sia che si parla di una violenza fisica, psicologica, qualsiasi forma di violenza che esiste deve essere presa per tempo. Prima si interviene meglio è, e soprattutto ai giovani e ai ragazzi vorrei mandare un messaggio: non vi vergognate di parlare, di aprirvi, chiedere aiuto è importante, la violenza si può combattere insieme ad altri, da solo è difficile, quindi parlate con i professori, parlate con un adulto di cui fidate, esiste un numero a cui pure poter chiamare, è il numero 1522, chiamatelo e non aspettate, perché se si aspetta e si rimanda la violenza può solo incrementare, è una scala che si sale gradino per gradino, quindi al primo gradino fermatela se possibile e aiutate chi riconoscete in pericolo. Questo è il messaggio che è fondamentale e che insieme alla comunità può fare qualcosa, la scuola e ognuno di noi nel proprio ruolo può aiutare questi giovani che stanno subendo e che diventeranno adulti domani. Comunque anche negli adulti la violenza, sì. In molti casi assistiamo di tante famiglie, di tanti mariti verso le mogli. L'adulto prima è un ragazzo. L'adulto è il risultato di un'adolescenza, di una gioventù vissuta all'insegna della rabbia, di sentimenti e emozioni che non vengono spesso abbastanza ascoltati e poi questo adulto in difficoltà nella gestione della propria rabbia diventerà violento e non saprà più ascoltare né una compagna né una fidanzata né accettare una frustrazione, perché
è proprio l'impossibilità di gestire una frustrazione che spesso determina un attacco violento, un comportamento che va a danneggiare, compromettere fino ad uccidere una persona. Quindi è importante intervenire nella fascia dei giovani per garantire la crescita di un adulto sano, capace di poter vivere senza fare del male a nessuno. Grande successo elettorale per il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Lamendola, che è risultato primo degli eletti nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti per il mandato 26-2031. Nella seduta del Consiglio, considerata l'incompatibilità tra i ruoli di componente del Consiglio territoriale e nazionale, Lamendola ha formalizzato le proprie dimissioni dal Consiglio di Agrigento, passando il testimone della presidenza al suo attuale vicepresidente Alfonso Cimino. Stamani si è tenuta la riunione. Presidente Rino Lamendola, un traguardo importante, gratificante per il suo lavoro. Lei è stato il primo degli eletti in seno al Consiglio dell'Ordine Nazionale in tutta Italia, quindi significa che lei ha seminato bene, ha raccolto bene e che ora, diciamo, dovrà lavorare per il bene anche dell'Italia, senza dimenticare ovviamente la nostra città. E sono particolarmente orgoglioso di questo brillante risultato elettorale che premia un gruppo di candidati con le idee chiare, con programmi ben definiti che puntano a rilanciare la figura dell'architetto nelle politiche di gestione del territorio e soprattutto puntando su nuove sinergie con la rete delle professioni tecniche, con la filiera delle costruzioni, con le categorie produttive e con gli ordini territoriali. Questa nuova esperienza romana cade in un periodo molto caldo, infatti saremo presto chiamati a dare il nostro contributo in una serie di riforme importanti che sono incardinate sia nel Parlamento europeo che in quello nazionale, come ad esempio la riforma sulla direttiva comunitaria appalti, il nuovo testo unico per l'edilizia, il nuovo codice dei beni culturali, la riforma delle professioni, la legge sull'architettura e poi ancora la legge sulla rigenerazione urbana. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, ma c'è anche tanto entusiasmo e tanta competenza nel gruppo di candidati eletti, ben coordinato dall'amico Alessandro Panci. Devo dire che anche a livello locale sono ben soddisfatto perché so di lasciare l'ordine in buone mani. Alfonso Cimino ha già dimostrato il suo valore nel ruolo di presidente dell'ordine durante il recente mandato 2017-2021 e poi avrà la possibilità, avrà la collaborazione di un consiglio dalle alte qualità non soltanto professionali e culturali, ma devo dire anche umane, parecchie doti umane. Ecco, una cosa che voglio dire è che presto lascerò anche il genio civile per dedicarmi a tutto tondo, insomma, a tempo pieno a questa nuova esperienza nazionale. Lo farò con impegno, con dedizione e con entusiasmo. Lei ha dato anche come ordine dei consigli anche ai futuri candidati e al sindaco, visto che ci apprestiamo ad andare a votare tra un po' di tempo. Sì, abbiamo dato come ordine degli spunti importanti, soprattutto per quanto concerne la rigenerazione urbana, che è utile per innescare un'inversione di tendenza nella gestione del territorio degli ultimi 50-60 anni, che ha di fatto svuotato il centro storico, rischiando di compromettere l'identità della comunità, le radici culturali della comunità agrigentina. Abbiamo dato un contributo soprattutto affinché i sindaci possano puntare in maniera seria all'aeroporto e alle infrastrutture importanti come la Gela Agrigento-Castelvetrano, che chiuderebbe l'anello autostradale siciliano e collegherebbe soprattutto la parte occidentale della provincia con quella orientale, e poi abbiamo dato anche degli spunti per quanto concerne il superamento di criticità che riguardano la fragilità del territorio e l'erosione costiera. Ma ovviamente l'ordine continuerà a dare i propri contributi. Adesso con la conduzione di Alfonso Cimino si continuerà lungo la stessa linea, ci saranno altre occasioni e credo che tratteremo come ordine altre tematiche e quindi arriveranno altri suggerimenti per i candidati sindaco. Alfonso Cimino, presidente, si ritorna in pista con il nuovo incarico per la presidenza, la guida dell'ordine ad Agrigento.
Sì, è un momento importante per il nostro ordine territoriale perché da una parte festeggiamo l'ottimo risultato del presidente Amendola, essendo stato eletto il primo degli eletti a livello nazionale al Consiglio nazionale degli architetti, e la sua incompatibilità con l'ordine territoriale ha fatto sì che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, rinnovatosi l'anno scorso, ha eletto me come presidente dell'Ordine degli Architetti. E la incompatibilità di Rino ha fatto sì anche che vi è stato un subentro, che è quello dell'architetto Rino Danila, grande amico dell'ordine, che è stato il primo dei non eletti alla passata competizione elettorale. Nel rinnovare le cariche abbiamo ora sono stati eletti due nuovi vicepresidenti all'interno del Consiglio dell'Ordine, che sono l'architetto Giuseppe Vita e l'architetto Melinda Drago. Rimangono invariate le altre cariche del consigliere segretario Giuseppe Mazzotta e del consigliere tesoriere Angela Muratore. Questo è un ordine che ha sempre lavorato bene. Questa nuova presidenza di fatto non cambia nulla, perché continueremo nel solco già tracciato da Rino Amendola, che è quello della rigenerazione urbana, parlare di infrastrutture, ma riprenderemo anche il rilancio della figura dell'architetto. Questo lo faremo insieme alla nostra fondazione con il presidente Piero Fiaccabrino, perché anche attraverso la rivista AA della Fondazione Architetti del Mediterraneo stiamo dando lustro a tanti bravissimi colleghi della nostra provincia di Agrigento che lavorano sul territorio. Linea alla regia per la pubblicità. Da Dugan, la mafia durante il fascismo, a Sciascia, i professionisti dell'antimafia. Questo il tema del convegno che si è svolto presso il Centro Culturale Pasolini di Agrigento, organizzato dall'Associazione Società Agrigentina di Storia Patria. Le interviste. Professore Giannini, oggi questo interessante convegno da Dugan a Sciascia, qui al Pasolini di Agrigento. Ho avuto il grande onore di essere allievo di uno dei più grandi sociologi che l'Italia abbia riconosciuto, Ennio Pintacuda, che entra, diciamo, nel pieno di questo convegno, entra proprio da padrone, nel senso che aveva assolutamente anticipato quello che era il fenomeno di tutto il consenso, sia consenso o assenso, che viene pilotato dalle grandi masse. A quel punto, diciamo, c'è un grande nemico dell'informazione e della verità. Il grande nemico è il pensiero unico. Il pensiero unico schiaccia la verità, non consente, diciamo, lo scambio di informazioni fra una fazione e l'altra. C'è più che uno scambio di informazioni, più uno scambio di idee, c'è uno scambio di insulti, sicuramente, perché, diciamo, viviamo un'epoca in cui, diciamo, la verità stenta a decollare, stenta, diciamo, a prendere il volo, perché, diciamo, è compresso da questa grande mainstream che organizza sia il dissenso che il consenso. Padre Pintacuda, grande sociologo, ma anche raffinatissimo politico. Se ben ricordiamo, organizzò la Rete, una compagine che guardava lontano e liberava, diciamo, la politica siciliana da tantissimi schemi, da tantissimi stereotipi che furono stroncati dal Pintacuda, però questa sua creatura le sfuggì di mano, perché chi lo seguì adottava lo schema del professionismo dell'antimafia, cosa che lo posso testimoniare, diciamo, personalmente. Ennio Pintacuda odiava e avversava con tutte le sue forze, tant'è vero che poi si successero tutta una serie di convegni, di sfilate, di tutta una serie di orchestrazioni che servivano ad esaltare questo professionismo dell'antimafia, mentre nel frattempo i veri avversari della mafia morivano sul campo. Barcone Borsellino, tutta una serie di vicecommissari di polizia, gente della strada che si opponeva alla mafia, e dunque questo fenomeno, diciamo, malvagio del professionismo fu
uno dell'essere portante e negativo della politica italiana. Presidente, un interessante convegno organizzato da Storia Patria Agrigentina su Dugan, Sciascia e il pensiero all'antimafia. Ecco, quanto è attuale questo convegno? Questo convegno è attuale perché la mafia, come ormai è accertato e assodato, non è stata debellata, si è trasformata, ha assunto una nuova veste e quindi è necessario non solo predisporre strumenti nuovi, idonei a poter combattere queste nuove manifestazioni, ma poi è necessario mantenere viva una coscienza sociale che contrasti e che condanni tutte le manifestazioni che la criminalità organizzata riesce a realizzare sul territorio. Un'antimafia organizzata, diceva nel suo articolo Sciascia al Corriere della Sera. L'antimafia, per la verità, si è manifestata con tutta una serie di movimenti, di opinioni, di associazioni, di gruppi e anche gruppi spontanei che hanno dato un contributo nel suscitare la società contro il fenomeno mafioso, evitare una assuefazione al fenomeno stesso e alle sue manifestazioni e contemporaneamente creare una coscienza civile che ripudi il metodo mafioso e tutto ciò che la mafia comporta. Professor Gino Pecoraro, lei parlerà oggi di questa iniziativa, di questo pensiero antimafia da Dugan a Sciascia, un pensiero che Sciascia, diciamo, scrisse in un suo corsivo al Corriere della Sera. Sì, in effetti Sciascia si occupò per sempre del problema della giustizia a molte opere, costituisce proprio un argomento fisso delle sue opere, ma in particolare il problema di cui parleremo oggi è il famoso articolo pubblicato sul Corriere della Sera, I professionisti dell'antimafia. Io farò un'analisi del testo per scoprire quali sono le caratteristiche del testo stesso, a mettere in evidenza frammenti del testo e poi presenterò anche un retroscena sul motivo per cui Sciascia, partendo da una recensione arrivo di Dogan, arriva poi al problema dei professionisti, cosiddetti professionisti dell'antimafia, che sappiamo era un titolo redazionale, non si trova nel testo di Sciascia. Si è riunita l'assemblea plenaria del gruppo Volare Alto. Nel dibattito è emersa una valutazione politica sul futuro della nostra città, tenuto conto del rischio di una continuità negativa dal punto di vista amministrativo. Si è presa in seria considerazione l'opportunità di sostenere la candidatura a sindaco dell'onorevole Luigi Gentile, già parlamentare di Alleanza Nazionale. A tal fine è stato dato mandato all'ufficio politico di Volare Alto di avviare un'interlocuzione con lo stesso Gentile e la coalizione che lo sostiene, ciò in funzione di definire un programma comune politico-amministrativo per il rilancio vero della nostra città. Tale decisione è stata particolarmente caldeggiata da tutti gli ex di Alleanza Nazionale all'interno di Volare Alto nell'ambito di un'ulteriore riaggregazione alla destra sociale, nazionale e popolare di Agrigento. Strage in via D'Amelio, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta. Le indagini sui mandanti esterni e sulla cosiddetta pista nera dovranno proseguire. I colleghi di Palermo. Strage di via D'Amelio, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura di Caltanissetta che chiedeva l'archiviazione delle indagini sulla cosiddetta pista nera, ossia l'ipotesi di un coinvolgimento di mandanti esterni appartenenti ad ambienti eversivi che vanno oltre il perimetro di Cosa Nostra. Lo scorso 19 dicembre il giudice per le indagini preliminari Graziella Luparello respinse per ben 2 volte la richiesta di archiviazione della Procura nissena chiedendo nuove indagini sui presunti mandanti esterni, ma la Procura aveva fatto ricorso chiedendo alla Cassazione di annullare quell'atto perché lo considerava abnorme e tale da determinare una paralisi del procedimento. Nella richiesta di archiviazione, inoltre, la stessa pista nera viene ritenuta dai PM già esplorata senza esiti utili ai fini investigativi.
Di diverso avviso la Procura Generale, che in una lunga e articolata requisitoria aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso dei colleghi Nisseni, ritenendo che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari il 19 dicembre 2025 non può essere qualificata quale atto abnorme estraneo al sistema processuale, e precisando che l'indicazione di nuovi temi di prova rientra nei poteri del GIP. Anche l'avvocato Fabio Repici, difensore di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso, si era opposto al ricorso della Procura di Caltanissetta. La Cassazione accoglie le argomentazioni della Procura Generale e dichiara inammissibile il ricorso. L'inchiesta, aperta nel 2017, mira a verificare l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all'organizzazione mafiosa nella fase ideativa ed esecutiva della strage. Con la pronuncia della Cassazione diventa quindi definitiva la decisione del GIP di Caltanissetta. La Procura dovrà proseguire le indagini anche su questo filone. A 33 anni da quel tragico 19 luglio, dopo 4 processi, depistaggi e polemiche, la strage di Via D'Amelio fa ancora discutere, ma ad oggi resta uno dei più grandi casi irrisolti della nostra storia recente. Passiamo allo sport. Per la semifinale di andata di Coppa Italia promozione, l'Akragas ha superato il Priolo per 2-1. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Elettrizzante sfida al Totorusso tra Akragas e Priolo, che hanno onorato al massimo la semifinale di andata di Coppa Italia, entusiasmando il numeroso pubblico presente sugli spalti. Una gara che si è infiammata nei minuti finali e ha mandato in visibilio tutti i presenti. Primo tempo abbastanza equilibrato, con una certa vivacità da parte akragantina, che in qualche occasione sfiora il vantaggio sia con Dejama che con lo scatenato Ten Lopez. Nei secondi 45 minuti succede di tutto, anche perché entrambe le squadre in campo cercano il colpo gobbo con pericolose sortite in contropiede. La squadra dei Templi è quella che sfiora ripetutamente il gol del vantaggio e ci riesce sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Corre il 50°, Jama pennella un cross della banderina e Ten Lopez si fa trovare pronto alla deviazione vincente di testa. Raggiunto il vantaggio, l'Akragas cerca di rimpinguare il risultato anche in previsione della gara di ritorno, ma sbaglia troppo sotto rete. Al 90° arriva la doccia fredda, un cross al centro dell'area su punizione di Amara, trova Puzzo pronto a deviare in fondo al sacco. È pari, ma l'Akragas non molla e non ci sta. Attacca a testa bassa, segna il gol vittoria a conclusione di un'azione convulsa al limite dell'area con un'acrobatica rovesciata di Ten Lopez. Qualificazione sempre aperta e gara di ritorno che si prospetta imprevedibile. Nell'altra semifinale l'Atletico Partinico ha superato il Santa Venerina per 4-2. Mister, questa gara d'andata è archiviata e ora testa al ritorno. Gli è piaciuto l'atteggiamento dei suoi ragazzi, lo ripeterà nella gara di ritorno oppure cambierà assetto, cambierà qualcosina? Ma guarda, intanto oggi faccio complimenti ai ragazzi perché hanno dato l'anima, poi i moduli hanno un valore relativo in questo momento. Ora dobbiamo pensare a recuperare energie, a fare quest'altra partita di domenica, anche se non è utile ai fini del risultato, però poi dobbiamo pensare in questo momento, in questo mese dobbiamo pensare ai playoff. Poi alla gara di ritorno ci penseremo quando ci sarà il tempo giusto. Ora comunque i ragazzi si riposeranno nonostante la partita di campionato. Ormai il campionato è diventato la Coppa Italia e ora tutte le energie andranno lì. Ormai per quest'anno il campionato è finito così, pazienza, però non tutto è buttato, anzi bisogna raccogliere le cose positive del campionato, no? E ci mancherebbe, il campionato ha detto che l'ha vinto una squadra fatta di ragazzi importanti che hanno giocato in passato anche soprattutto in eccellenza, per cui uno deve fare i complimenti perché hanno fatto un grande campionato. Noi dobbiamo pensare ora, ribadisco, a recuperare energie, ci dobbiamo dedicare ai playoff e affrontarli nel migliore dei modi, perché o da una competizione o dall'altra dobbiamo andare in eccellenza, per cui ora dobbiamo recuperare energie e poi affrontare in maniera serena quelle che sono queste partite che ci rimangono. Oggi comunque tutta un'altra cosa con i tifosi
con il supporto è tutta un'altra cosa, nonostante comunque i tifosi non ci sono stati, oggi comunque sono stati decisivi anche loro. Sono stati eccezionali tutti, ci hanno spinto dal primo al 90°, loro lo sanno l'importanza che hanno per noi, per cui speriamo di averceli sempre perché sono un'arma in più. Penso che è stato un bello gol, però lo più importante è che sappiamo che oggi era una partita che dovevamo lasciare l'anima e lasciare la vittoria a casa, e penso che lo abbiamo fatto. Quanto è importante questa vittoria per arrivare in finale? È importantissimo perché, come se l'ho detto prima a mio compagno, questa è una semifinale di Coppa e si deve giocare al massimo, quindi penso che l'abbiamo fatto. Come te l'ho detto, era fondamentale per noi vincere e lo abbiamo fatto alla grande. Come hai vissuto la partita comunque in generale, perché comunque il Priolo sappiamo che squadra, sappiamo il livello tecnico e anche tattico della squadra. Sì, era una partita che si preparava da sola, comunque l'importanza della partita era risaputa da tutti. È stata una bella partita, secondo me siamo stati bene in campo, siamo stati compatti, abbiamo preso un gol che ci può stare anche un pochettino per stanchezza, abbiamo dato tutto in campo, abbiamo fatto una grande partita, però l'importante è che poi alla fine l'abbiamo spuntata in qualche modo. Comunque ora la testa al ritorno e sarà comunque ancora più dura perché si giocherà in casa del Priolo. Loro comunque hanno vinto già il campionato, dispiace dirlo, però comunque c'è la Coppa Italia e poi ci sono i playoff, però non bisogna buttare nessuna possibilità finché comunque ce ne sono ancora, no? Certo, assolutamente, intanto testa domenica che c'è l'ultima gara di campionato, anche se comunque le cose sono già scritte, dobbiamo onorare l'impegno e la maglia a prescindere. Poi ci saranno di mezzo i playoff, che è anche un altro obiettivo per noi, e poi naturalmente andremo a Priolo sempre con lo stesso atteggiamento e daremo tutto anche lì. La partita è finita 2-1, una partita intensa, ricca di emozioni, è un buon atteggiamento dei ragazzi perché comunque hanno affrontato la prima in classifica del campionato, poi il campionato sappiamo bene com'è finito. Ora la Coppa Italia è diventata il campionato praticamente. L'ultima spiaggia, come giudica la prova dei ragazzi oggi? La prova dei ragazzi oggi è stata eccellente. Oggi i ragazzi hanno dato carattere, dimostrazione di volerci credere fino alla fine, infatti fino alla fine ci abbiamo creduto e guarda caso il 2-1 è uscito fuori da un gol straordinario di Lopez al 90° credo. Oggi i tifosi si sono divertiti, tra l'altro tu sei pure senza voce, quindi già si capisce come hai vissuto pure tu la partita. Ora testa al ritorno perché comunque in casa del Priolo è tosta. Sì, vabbè, ma il Priolo è tosto, lo è sempre stato, ha dominato il campionato, qui lo ha dimostrato, abbiamo rischiato un po'. Il Priolo è una squadra davvero di una categoria superiore, però oggi noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tutto quello che potevamo fare e oggi l'abbiamo vinta. La partita del ritorno la prepareremo ovviamente anche quella per vincerla. Oggi si è visto il carisma, il carattere di Cipolla, di Yama, ma c'è comunque da fare i complimenti a tutta la squadra perché comunque si vince in 11 più il 12° uomo in campo che sono appunto i tifosi, no? Sì, oggi eravamo davvero in 12, c'era la tribuna tutta piena, i ragazzi che cantavano, la curva che si è riunita, davvero grazie ad Agrigento, davvero. Agrigento merita che andare in categorie superiori e noi ce la stiamo mettendo tutta. Ora ormai per quest'anno ad Aragona, però immagina che bella atmosfera che ci sarà con i tifosi e con tutto l'esseneto finito perché comunque l'impianto, le luci non sono una cosa che comunque si sono viste negli ultimi anni. Io voglio ringraziare gli amici di Aragona che ci hanno ospitato praticamente per quasi tutto il campionato. Dai nostri colleghi all'amministrazione ci ha ospitato, siamo stati qui in questo campo, abbiamo giocato bene, dove il terreno di gioco
davvero perfetto, però voglio dire, casa nostra è l'Esseneto e noi torneremo all'Esseneto, speriamo, il prossimo anno in eccellenza. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 il digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.